Vincenzo Genovese è il direttore del villaggio Barricata, è situato proprio qui nel cuore del Delta, una location meravigliosa, direi. Una delle migliori location che stiamo cercando di portare fuori e di far conoscere a tutta Europa e a tutto il territorio internazionale che ci segue. Assomiglia molto alla Camargue, che è la zona francese appunto rinomata e molto, molto suggestiva, e si sta facendo il possibile e ci stiamo riuscendo. In promozione stiamo cercando di far vivere quello che è il Parco del Delta del Po, che è una località spettacolare, alla maggior parte dei turisti possibili. Abbiamo una grossa risposta di gente internazionale, olandesi, tedeschi, danesi, che vengono qui in zona, e stiamo cercando di spingere il più possibile e ci stiamo riuscendo definitivamente. Da dove arrivano appunto i vostri visitatori? La prevalenza dipende naturalmente dalle fasce, dai periodi della stagione. Comunque parliamo di olandesi, tedeschi, danesi, polacchi, naturalmente una grossa fetta di italiani, però per il momento siamo più orientati sul turismo internazionale, comunque siamo più con la gente europea, Nord Europa eccetera. Che tipo di strutture sono presenti qui nel vostro campeggio Barricata? Essendo villaggio Barricata nella zona appunto del Parco del Delta, quindi incontaminata e un po' lontana da quelli che sono i centri abitati, appunto per ridare quello che è la ragione della natura, abbiamo praticamente tutto dentro, dalle strutture sportive alle strutture del wellness, quindi idromassaggio, la palestra, spiaggia, maneggio, ristoranti, bazar. Offriamo tutto il possibile al cliente di modo che stia qui e riesca a godersi il panorama con tutti i comfort immaginabili, possibili e immaginabili naturalmente. Parliamo appunto voi avete una bella piscina con animazione dei ragazzi. Abbiamo un'animazione molto forte, un'animazione che lavora con noi da circa 3 anni, sono un totale di un'equipe di 14 ragazzi che offrono al cliente, oltre a un programma diurno totale a livello sportivo, di mini club e di intrattenimento generale, anche un aspetto serale. La cosa importante, alla quale noi puntiamo molto e ci teniamo moltissimo, è ad avere l'internazionalità anche nell'animazione. L'animazione è fatta in 4 lingue qui: tedesco, inglese, italiano e olandese. Per quanto riguarda invece i ristoranti, che tipo di ristorazione offrite? Allora, si offre naturalmente ristorazione, la pizzeria da sport, che è quella che va alla maggiore. Naturalmente nell'ambiente estivo c'è questa una facilità, però abbiamo un menù alla carta con tutti i prodotti tipici della zona del Delta del Po, quindi tutti serie di vongole, cozze, crostacei eccetera eccetera, menù alla carte, e poi abbiamo degli snack. Abbiamo il chiosco in spiaggia molto bello e molto fornito, e il chiosco in piscina che fornisce snaccheria in generale, quindi panini più che hamburger e qualsiasi altro tipo di piadine eccetera. Paolo Albertazzi è lo chef del ristorante del camping Barricata. Cosa abbiamo preparato oggi, Paolo? Allora, spaghetti alle vongole di zona, cozze alla barricata, spaghetti allo scoglio. Poi abbiamo branzino, sogliola, costata di manzo, una fantasia di mare, un nido di gamberi con crostini, un trionfo di salumi, una Milano patate e un hamburger. Da accontentare tutti i gusti? Più o meno sì, più o meno sì. E di tutte le nazionalità. Esatto. Qual è il piatto forte, Paolo? Ma non c'è un piatto forte, sono tanti i piatti forti che abbiamo, perché credo che la gente è molto contenta, perché continua a venire e continua a mangiare da noi. Per quel che riguarda invece l'animazione degli adulti? L'animazione per gli adulti consiste nell'appuntamento serale con un cabaret, un varietà, un musical, serata karaoke eccetera eccetera, e poi la seconda serata, qui si chiude alle ore 23 per via dell'ora del silenzio, essendo comunque una struttura ricettiva, e passiamo al chiosco spiaggia,
che la mattina e durante il giorno diciamo è il chiosco spiaggia, di sera diventa un fantastico punto di ritrovo con una terrazza sul mare dove si mette musica e si passa le altre 3-4 ore insieme fino a circa le 2:30. Quello che chiama più l'attenzione è appunto trovare tutti i comfort possibili senza dover andare a uscire o muoversi molto. Piace moltissimo la spiaggia perché è una spiaggia alla quale noi teniamo moltissimo, che viene ricreata praticamente perché durante l'inverno è soggetta a un po' di movimenti del mare e ogni estate noi la sistemiamo ed è veramente il fiore all'occhiello del villaggio perché è giusta, non è né piccola né grande, ma è giusta ed comunque mantiene una omogeneità e un ordine che si distingue e la gente apprezza sicuramente questo discorso. Il Villaggio Barricata quest'anno è stato aperto il 12 di maggio e chiuderà il 17 di settembre. Naturalmente questo più o meno è la fascia di lavoro, diciamo, naturalmente comparata col calendario di ogni anno. Naturalmente si lavora a giugno, lavoriamo prevalentemente con turisti tedeschi e quelli che sono soggetti alla Pentecoste comunque riescono a venire qui più spesso in quel periodo. Poi luglio abbiamo una grandissima fascia di olandesi, veramente molto 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 grande, e poi agosto arriva un po' l'italiano, sapete, l'italiano, vacanze d'agosto, si cambia un po' di target anche a livello di clientela, andiamo con gli italiani per poi seguire a settembre ancora con un po' di tedeschi, sempre danesi, che ci danno gli ultimi momenti di stagione, insomma. Lorenzo, parliamo un po' di questi cottage Miami. Cottage Miami sono, diciamo, il fiore all'occhiello del nostro Villaggio Barricata. Sono dei cottage molto belli, disegnati con una certa cura e con un certo design, appunto per garantire e per offrire il comfort più totale. Hanno 2 camere da letto, il bagno, la cucina, e hanno questo portico, questa uscita fuori molto bella con il tavolo dove la gente può tranquillamente vivere e mangiare e stare a contatto con la natura, perché appunto abbiamo, tra l'altro, posizionati come sono nel villaggio, siamo esattamente di fronte alla spiaggia, quindi diventa tutto molto più semplice ed è veramente sono quelli che vanno via di più. Comunque i nostri chalet Miami sono il top, diciamo, che abbiamo qua dentro a Barricata. Nino e Sammy, da quanto tempo venite qui a Villaggio Barricata? 2 anni, questo è il secondo anno. In 2 anni siamo venuti qua 6 volte, l'anno scorso 5 volte e quest'anno purtroppo solo una. Cosa trovate di bello qui? Tranquillità e rispetto delle regole, del silenzio, l'educazione dei bambini, della gente, l'accoglienza è molto bella e l'animazione è molto bella, è tutto perfetto relax. E come natura, Sammy? Qui siete in mezzo alla natura, al verde. Stupenda, bellissimo proprio, un paesaggio da favola per me, poi con anche i cavalli, il maneggio, tutto è perfetto proprio. Parliamo di questa Lodge Suite. Lodge Suite è la nostra ultima creazione, è il nostro ultimo investimento. Abbiamo creato questo Lodge Village molto bello composto da 56 lodge, tent e lodge suite. Sono delle casette 5x5, tende però con tutti i finimenti e tutti i servizi di una casetta mobile, quindi bagno, cucina, doppia camera da letto, ed è spettacolare. Potete vedere tranquillamente che cosa avete tra le mani. Vi aspettiamo. We're gonna rock the dance hall, spread love all over the world.
Parliamo anche degli altri due villaggi, villaggio Isamar e Isa Residence. Quali strutture offrono questi villaggi? Allora, Isamar è un villaggio, è uno dei più famosi della zona di Calino e dell'Isola Verde, appunto perché sono 41 anni che è lì, è enorme, è quasi tre volte barricata, offre anch'esso tutti i comfort e tutte le possibilità anche a livello di animazione, a livello di intrattenimento eccetera, solamente in maniera molto più grande. Offre anche vari tipi di sistemazione a livello di unità abitative, c'è una varietà un po' più vasta rispetto a barricata, naturalmente essendo molto più grande. Mentre per quanto riguarda Isa Residence è più indicato secondo me per gente che preferisce la vacanza relativamente tranquilla, è un residence appunto con degli appartamenti perfetti, risistemati e rinnovati appunto da quest'anno, che consente appunto di avere una vacanza tra virgolette staccata da quella che è la vita del villaggio, però con tutti i comfort e tutte le possibilità, perché Isa Residence e Isamar sono uniti da un camminamento che permette alla gente di Isa Residence di usufruire di tutte le attività di Villaggio Isamar. Oggi siamo a Barricata, inviti i nostri telespettatori a Villaggio Barricata. Assolutamente, non vi perdete questo posto, cresce ogni anno di più con cose migliori e tutto nuovo, vi invitiamo assolutamente ad avere questa esperienza qui in Villaggio Barricata perché non si può perdere, assolutamente da venire, vi aspettiamo. Ed ora vi portiamo in spiaggia a Barricata Beach. Siamo dunque a Barricata in mezzo ai tamericci e a una natura veramente selvaggia ed incontaminata. Una sabbia impalpabile ed un mare stupendo. Questa è Barricata Beach. Katia, tu assieme al tuo fratello Moreno state continuando la tradizione di famiglia. Sì, perché 30 anni fa mio papà gestiva anche lui un chiosco, una baracca, perché giustamente questo chiosco è chiamato la baracca da guerra. Da guerra perché era il soprannome di mio papà. E vogliamo portare avanti la sua tradizione perché è una persona che tutti se la ricordano, la conoscono, ancora i ragazzini se lo ricordano mio papà. E allora abbiamo pensato quest'anno di metterci ancora questa nuova esperienza, di mettersi in gioco ancora quest'anno per vedere dopo tanti anni. Voi avete fatto un chiosco un po' in stile orientaleggiante, un po' particolare per questa zona. Sì, una cosa un po' diversa, un po' mista insomma. Qua si fanno le serate il sabato sera fino a notte inoltrata con tanti giovani, con vari tipi di età, si divertono perché si divertono. Poi alla domenica facciamo l'aperitivo dalle 5 del pomeriggio fino alle 9 di sera e si ripetono ancora e ballano, diamo anche qualcosa da mangiare, un buffet, qualcosa così per poter dare alla gente un qualcosa di diverso comunque. Comunque vediamo anche che il posto è davvero meraviglioso, Katia, perché in mezzo alla natura, lei ha creato un ambiente veramente in mezzo alla natura, vediamo dei tronchi portati dal mare, dei sassi, insomma ha voluto ricreare un'oasi di pace e di relax, possiamo chiamarla così? Sì, perché questa è un'oasi di pace e di relax. Questa qua è sempre stata così e si sta bene, è una cosa naturale, è un parco naturale e viene gente da tutte le parti perché gente che viene da Padova e Rovigo apposta per venire in spiaggia qua. Fanno dei chilometri apposta per la tranquillità che c'è qua. Allora, vogliamo invitare tutti in mezzo a quest'oasi con tamerici, sentiamo l'odore di tamerici per esempio. Invitiamo tutti i nostri telespettatori qui a Barricata da Katia Moreno. Li invitiamo, venite, noi siamo qua, vi aspettiamo, più gente viene più bello è. Fino a quando avete aperto? Andiamo avanti fino a metà settembre. Qui a Barricata Beach come si sta? Benissimo. Sei bella abbronzata, si prende un bel sole? Sì, si sta tranquilli soprattutto. Specialmente qui da Katia Moreno vedo che c'è molta tranquillità, si sta. Per i bambini anche. Riescono a giocare. E tu riesci a controllarli. Sì.
È vero. E quanto ti fermi tu oggi? Ma fino a stanotte? In tempo per il ballo? È sicuro. Come si sta qui a Barricata Beach? Qui a Barricata Beach si sta molto bene, è un posto molto tranquillo, adatto alle famiglie, per i bambini che stanno molto divertendo. Ti stai divertendo tu? Sì, Con che cosa giochi? con questi giochi qui. Con la pistola e con il coccodrillo? No, gioco con tutti questi giochi. Ah, che bravo! Ci si diverte qui a Barricata? Sì, ci si rilassa molto, a me piace molto nuotare, nuoto tanto, trovo l'acqua bellissima quest'anno, proprio bella, trasparente, Infatti oggi l'acqua è proprio bella. proprio bella, sì. Si sta bene anche il sabato e la domenica, no? Sì, noi veniamo spesso il weekend, il marito lavora, io sono una maestra in vacanza. Quindi preferite anche questo stabilimento di Katia Moreno per la tranquillità? Per la tranquillità, poi per i bambini è molto fornito, ci sono tanti bei giochi, per i bambini sia da 3 fino a 6 anni. Si passa insomma una bella giornata di relax. Di relax, di sole, di mare, di amici, perché abbiamo tanti amici qua. Il mare è bellissimo. Il mare è bellissimo, sì, poi il posto, il delta, bellissimo, tutto bello. Da venire. Sì, da venire, assolutamente. Da dove arriva lei? Da Pinerolo, in provincia di Torino. Come vede questa spiaggia, Barricata Beach? Beh, la vedo molto larga, molto accogliente, una buona spiaggia per quanto riguarda quello che vedo. Anche il delta del Po è molto bello. Sì, noi abbiamo fatto dei giri in barca e devo dire che come paesaggio naturalistico è molto bello, soprattutto ci sono molte cose da vedere, bisognerebbe fare un giro però per capire. Raissa, voi gestite questo Molo 104, l'ultimo stabilimento di questo Barricata Beach, questa splendida spiaggia. Poi c'è spiaggia libera dopo questa spiaggia, vero? Sì, c'è spiaggia libera e noi abbiamo aperto quest'anno, siamo molto contenti perché è una spiaggia molto tranquilla, la gente viene qua, sta tranquilla perché essendo l'ultimo bar la gente può stare tutta in riva, quindi la gente è molto tranquilla, tutti quanti ci fanno i complimenti perché si sta da Dio, non c'è nessuno che dà fastidio, ognuno fa quello che vuole perché i lettini non sono tutti attaccati, c'è molto spazio e si sta molto bene, sono tutti contenti quelli che vengono a trovarci, insomma. Parliamo proprio dei prezzi dei lettini. Sono molto più bassi rispetto ad altre località. Sono molto ridotti perché i lettini sabato e domenica costano 3,50 € e anche l'ombrellone 3,50 €, quindi Quindi con questi chiari di luna Raissa va bene risparmiare. Sì, con questi tempi, questa crisi rispetto a certi posti è un prezzo molto ridotto, a parte che qua è sempre stato così. Sarà cresciuto di 50 centesimi da qualche anno, ma sono sempre stati sui 3 €, 3,50 € circa. Perché venire qui da te in questa spiaggia meravigliosa e a Molo 104? Perché oltre alla tranquillità facciamo da mangiare, la cucina è molto, molto buona, facciamo piatti tipici, soprattutto spaghetti alle vongole, le cozze e poi facciamo gamberetti e zucchine, facciamo insalata di mare, facciamo cose semplici che però sono buone, insomma. A volte è meglio fare cose semplici che cose molto complicate, insomma. Andrea, cosa stai preparando di buono per noi? Un bel piatto di spaghetti alle vongole e un altro con le cozze, tipicamente delle nostre parti, che richiama un po' le nostre terre, insomma, anche perché adesso è proprio il periodo in cui stanno tirando su le cozze e anche le vongole vengono direttamente le pesca praticamente la Sonia, che è la titolare. Ma c'è un segreto per farle così buone? Perché io sento un odorino veramente squisito. Le assaggiamo, comunque. Beh, oddio. Bisogna aver studiato, insomma, un po'. Dopo, più che studiato, ho imparato in giro, ho fatto diversi posti dove mi hanno insegnato in varie maniere e ho scelto quella che più piaceva a me e sembra avere una controrisposta, quindi anche gli altri piace, insomma. Dai un segreto alle signore che ci stanno ascoltando, le cuoche di casa, su come mettere su un buon piatto di pasta con le vongole, per esempio. Beh, la cosa che a me piace di più è finirla in padella perché la pasta rilascia l'amido. Rilasciando l'amido
crea quella cremosità quando vai a mangiare la pasta, che dà quel tocco in più che una pasta asciutta non sa dare. Quello secondo me è il segreto più. E come aromi, come aromatizzare meglio? Forse non hanno bisogno di aromi perché sono così buone che... La vongola non ha bisogno di chissà che cosa, solo un po' di olio, un po' di vino e un pizzico di pepe, basta. Così pure la cozza? Beh, la cozza ha un goccio di pomodoro per dare un po' di colore, perché la cozza bianca non dice tutto, insomma. Invito tutti i telespettatori a venire qua a trovarci, perché il posto è molto tranquillo e si sta bene e si ride, si scherza in compagnia tutti quanti insieme. Il sabato sera c'è la cucina aperta e c'è musica, si mangia e si balla, si ride, si scherza tutti insieme.